Il Mesolitico costituisce il periodo in cui sono presenti in Europa gli ultimi gruppi di cacciatori, raccoglitori e pescatori preistorici. Questo periodo inizia circa 11.500 anni fa, quando si esauriscono le glaciazioni che avevano caratterizzato il periodo paleolitico. Durante il Mesolitico il clima si stabilisce quindi su valori temperati molto simili a quelli attuali. Si diffondono gli ambienti boschivi ed insieme a queste tutta una serie di specie che abitano all'interno delle foreste e che vanno a sostituire i grandi animali dell'epoca glaciale. La regione Friuli-Venezia Giulia rappresenta un'area di grande interesse per la ricostruzione dei modi di vita dei gruppi mesolitici. L'identificazione di siti in un ampio areale compreso tra la laguna e i rilievi più interni delle Alpi Carniche, al confine con l'Austria, riflette il nomadismo di queste popolazioni, fortemente basato sul ritmo delle stagioni. Il sito più rilevante in regione è il riparo di Biarzo, situato all'imbocco della Valle del Natisone. Scavato durante gli anni '80 del secolo scorso, questo testimonia un'occupazione che dalla fine del Paleolitico si estende alle due principali fasi del Mesolitico. La collocazione sotto un riparo di rocce conglomeratiche ha favorito la conservazione non solo dei manufatti in pietra scheggiata, ma anche dei resti delle prede che venivano cacciate, tra cui cinghiali e pesci. Altri due siti friulani significativi si ritrovano nell'alta pianura, rispettivamente lungo le sponde del lago di Ragogna e a Cassacco Mulino Ferrant. La collocazione all'aperto di questi siti, forse accampamenti temporanei costruiti con materiali deperibili, ha permesso solo la conservazione di manufatti in pietra scheggiata, particolarmente resistenti al tempo. Lo studio di questi reperti ci permette comunque di ricostruire molti aspetti della vita quotidiana dei gruppi mesolitici, dalla tecnologia alla mobilità sul territorio. Il Mesolitico si conclude in regione circa 7.500 anni fa con la transizione al Neolitico, che oltre all'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento vede anche la nascita dei primi veri e propri villaggi. Gli ultimi cacciatori e raccoglitori paleolitici e i primi mesolitici che si sono insediati nel riparo di Biarzo hanno fatto un ampio uso delle rocce scheggiabili locali per fabbricare gli strumenti littici usati per le attività domestiche e per le pratiche venatorie. In particolare si sono riforniti di ciottoli di selce che abbondano nei depositi fluviali e morenici che hanno progressivamente colmato l'alta pianura friulana nel corso del Quaternario. Molti di questi ciottoli hanno vistose superfici di alterazione scure o rossastre e sono stati raccolti da conglomerati antichi che si trovano in corrispondenza e nei dintorni del grande anfiteatro morenico del Tagliamento, a pochi chilometri dal sito. Tra la grande variabilità di litologie disponibili venivano preferibilmente scelte le varietà più omogenee e a grana fine che meglio si adattavano alla scheggiatura. Un numero limitato ma significativo di manufatti è stato realizzato con rocce provenienti da distanze maggiori. Si tratta di selci raccolte presso affioramenti nelle Prealpi Bellunesi, distanti 80-100 km verso ovest, e di un piccolo insieme di manufatti in cristallo di rocca di probabile provenienza alpina, distanti circa 100-120 km verso nord. Questi materiali aiutano a delimitare l'areale di approvvigionamento e la mobilità di gruppi umani essenzialmente nomadi. Per quanto riguarda il Mesolitico recente, nel riparo di Biarzo e nel sito di Ragogna, continuano ad essere scheggiate in prevalenza selci raccolte dai conglomerati locali, ma arrivano anche manufatti in selce da lunghissime distanze, fino a 200 km. Le selci importate provengono dalla fascia prealpina veneta centro-occidentali, cioè dalle Prealpi Bellunesi, Monte Grappa, Asiago e Monti Lessini, ed evidenziano una rete di circolazione e di scambio dei materiali ad ampio raggio da affioramenti di ottima qualità.